Guernica di Pablo Picasso, 1937. È lei che ha fatto questo orrore? No, è opera vostra, rispose Picasso all'ambasciatore nazista in Spagna. Il 26 aprile 1937, durante la guerra civile spagnola, l'antica città basca venne distrutta dal bombardamento aereo di nazisti e fascisti. Picasso ne rimase sconvolto e decise di ritrarre l'accaduto nel quadro per il padiglione spagnolo dell'Expo di Parigi del 1937. Questo dipinto è nato infatti come manifesto contro la crudeltà e l'ingiustizia delle guerre e rappresenta il momento in cui la città viene bombardata. La copia è stata eseguita in mosaico dagli studenti della scuola professionale Irene di Spilimbergo. Nata nel 1922, la Scuola Mosaicisti del Friuli rappresenta una scuola unica al mondo che forma giovani artisti del mosaico provenienti dall'Italia e dall'estero. L'arte mosiva consiste nel comporre un disegno a soggetto con fregi e disegni geometrici utilizzando piccole tessere di pietre naturali, terracotte o paste vitree che tagliate a mano vengono fissate su uno strato di cemento o mastice. Decorazioni parietali e pavimentali realizzate da artisti formatisi in questa scuola fanno mostra di sé in molte parti del mondo. La scuola è visitabile tutti i giorni durante il mese d'agosto e su richiesta di altri periodi dell'anno. Noi qui abbiamo deciso di ricreare un po' la storia del mosaico. Nel nostro corridoio principale qui della scuola, partendo proprio da dove ci troviamo noi, che siamo presso i 2 laboratori del primo corso, abbiamo riprodotto, anzi gli studenti hanno riprodotto i capolavori dell'antichità per quanto riguarda i mosaici. Pella, Aquileia, Napoli, cioè anzi Pompei, Delo e avanti. Ecco, noi qui possiamo ammirare queste opere, ma da subito possiamo renderci conto della qualità dei nostri studenti, perché basta vedere come sono fatti questi mosaici, e il mosaico romano si studia al primo anno, pertanto sono tutte opere fatte dagli studenti del primo anno. Alle nostre spalle noi abbiamo un'allegoria della scuola, e cioè i nostri studenti, come le rondini, sono andati in tutto il mondo a fare il mosaico che avevano imparato qui alla scuola. Oggi invece assistiamo ad un fenomeno inverso, e cioè ci sono gli studenti che da tutto il mondo vengono qui ad imparare a fare mosaico. Questa è la differenza sostanziale. Perché? Perché negli anni siamo diventati la principale scuola al mondo per quanto riguarda l'insegnamento del mosaico a livello professionistico, tant'è che abbiamo studenti, ma veramente da tutto il mondo, dalla Corea al Brasile, dal Kazakistan agli Stati Uniti e la Russia, oltre all'Europa, ecco, e siamo ormai riconosciuti come appunto il polo principale per l'apprendimento del mosaico a livello professionistico. Dobbiamo dire che le tradizioni del mosaico in questa zona del Friuli risalgono appunto al 1500, quando da qui i nostri, chiamiamoli artigiani, operai,
andavano a lavorare nei palazzi a Venezia e facevano sia i pavimenti, il famoso terrazzo alla veneziana, il seminato alla veneziana, sia i mosaici. Si dice che partissero da questa zona ricca di sassi di tutti i colori. Noi ci troviamo fra i due fiumi, il Tagliamento e il Meduna, che sono pieni di sassi, e pertanto con il sacco con dentro i sassi andavano a Venezia. «1922, 22 gennaio 1922, primo giorno di scuola di questa scuola che praticamente dava un mestiere anche ai tanti orfani della Prima Guerra Mondiale che poi andavano a lavorare all'estero, ma andavano con un mestiere.
sono i montaggi che hanno fatto i ragazzi di ogni terza della scuola dei registi, Sì. chiamando gli artisti anche dall'estero e in base alla loro visione artistica hanno fatto queste installazioni. Quindi ogni mosaico ha gli artisti il suo pensiero. Io ho fatto una settimana d'arte, una volta si chiamava. Ho visto le foto prima, per quello Sì, c'è anche il catalogo dei catalogi. sì, tutti gli artisti. Sì. Visto come si chiama questa L'artista è Giulio Catanduccio e il nome è molto informatico. Ma Catanduccio è anche insegnante? Sì, ha insegnato. Cos'è, architetto lui? Sì, architetto. Sì, ha fatto un sacco di cose, ha insegnato anche a scuola, adesso ogni tanto collabora con la scuola, ha fatto anche il progetto per la scala. quelle esterne che abbiamo visto, infatti ve lo dico, sono delle esterne.